E dunque ha preso il via ufficialmente questa settima edizione del trofeo Sogeis, che come detto si disputerà nella giornata di oggi, nel pomeriggio di oggi per essere più precisi, nella giornata di domani per quanto riguarda le categorie ragazzi, junior e assoluti, e nella giornata dell'8 dicembre, lunedì, per quanto riguarda le categorie esordienti. Intanto presentiamo la quinta serie: in corsia 2 Laura Combini, alla 3 Laura Roldo, alla 4 Martina Crescini, alla 5 Sofia Farina, alla 6 Domitilla D'Andrea, alla 7 Gaia Pieri. Intanto 36 e 98 per Giorgia Valetti il passaggio dopo i primi 50 metri di gara, dunque dopo la prima frazione. Giorgia Valetti difende i colori del Tennis Club Peschiera ed è stata iscritta a questa prova col tempo di 3:07. Si va a completare anche la frazione dorso, la seconda delle 4 frazioni in programma. Si parte con la frazione rana, al termine della quale le nuotatrici incominceranno l'ultima frazione, la frazione crawl. Intanto 12 centesimi di vantaggio di Giorgia Valetti alla 4 su Giulia Godano alla 2, 1:22.04 per la prima, 1:22.16 per la seconda. Ma è tempo di vasca conclusiva nella frazione rana. Vediamo dunque la situazione con le nuotatrici impegnate in corsia 3. Samantha Taglioni, nuoto UISP 2003, che si appresta a completare i 3/4 di gara. Vediamo dunque con quale tempo: 2:13.22. Siamo dunque ai 150 metri, ampio il suo margine di vantaggio su Giulia Godano, e quindi Giorgia Valetti a completare le virate, Giulia Grossule Rovida e Sofia Contrini. Ormai siamo all'epilogo di questa prova di apertura del trofeo Sogeis, ribattezzato come sempre Rock Swing Meeting. Ed eccola dunque Samantha Taglioni, che chiude con l'ufficioso di 2:51.04. Samantha Taglioni.